tronco caduto da una catasta mentre sta tagliando alberi, tragedia a Fontaniva, muore operaio 48enne, era il primo giorno di lavoro in quel cantiere. Favoreggiamento nella fuga di un boss evaso dal carcere, traffico di droga che dalla Spagna arrivava in pacchi postali, maxi operazione di polizia e carabinieri, Trieste in Puglia e Mestre, 7 arresti. A Roma l'incontro tra Gino Cecchettin ed il ministro dell'istruzione, siglato un protocollo con la fondazione che porta il nome di Giulia, azioni nelle scuole per combattere i femminicidi ed insegnare il valore del rispetto. Intanto all'indomani della condanna all'ergastolo di Filippo Turetta nel paese di Giulia la voce unanime: merita l'ergastolo, ma il dolore non se ne andrà mai. L'inchiesta firme false per le elezioni comunali 2023 fa tremare Vicenza, il sindaco Possamai, la magistratura fa il suo percorso, ma io sono certissimo della buona fede degli indagati, si chiarirà tutto. Cortina non sarà a numero chiuso per le Olimpiadi, ma verranno predisposte aree limitate nelle quali sarà necessario muoversi con i passi. Il sindaco Lorenzi rassicura i commercianti, ma il piano di sicurezza è ancora in fase di studio. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con l'ennesima tragedia sul lavoro che si è verificata nella nostra regione. È accaduto questa mattina a Fontaniva, a perdere la vita un operaio specializzato di 48 anni, residente in provincia di Pisa, travolto da un tronco di una catasta di legna. Sentiamo. C'è ancora il casco di protezione appoggiato su un grosso ramo in questa cava in via Coltura San Giorgio in Brenta. È stato proprio un ramo a colpire al capo l'operaio, un 48enne, poco dopo aver acceso la sega elettrica. Erano le 8:45 quando qui in via Coltura Fontaniva si è consumata la tragedia. Il 48enne Mariano Martinucci, residente in Toscana, a Capannoli, provincia di Pisa, e dipendente di una ditta della provincia di Firenze specializzata nella manutenzione di boschi e legname, stava per iniziare a operare su questa catasta di legna quando, per cause da definire, è stato travolto da un tronco che lo ha colpito alla testa, non lasciandogli alcuna possibilità di salvezza. Inutili soccorsi chiamati dal compagno di lavoro. Sul posto sono arrivate 2 ambulanze ed è atterrato anche l'elicottero del SUEM, ma per Mariano Martinucci non c'era già più nulla da fare. L'area dell'infortunio è stata posta sotto sequestro per permettere i rilievi. In via Coltura per ore hanno lavorato i carabinieri e gli ispettori dello Spisal dell'US 6 Euganea. Una tragedia che ha sconvolto quest'area del Parco del Brenta nella frazione di San Giorgio in Brenta. Il nome di Mariano Martinucci allunga una triste lista di morti sul lavoro, donne e uomini che non faranno più ritorno a casa. Da qui la richiesta dei sindacati. Noi ovviamente esprimiamo la massima vicinanza alla famiglia della persona deceduta e auspichiamo che venga fatta chiarezza sull'ennesima morte del lavoro e su una strage che ormai non ha più fine. Sottolineiamo ancora una volta l'esigenza di un intervento diretto della politica, del governo sia nazionale che regionale, affinché vengano messe a disposizione le risorse necessarie per implementare il numero di ispettori dell'Ispettorato del Lavoro e degli organi competenti. La salma di Mariano Martinucci è a disposizione dell'autorità giudiziaria. All'indomani della condanna all'ergastolo di Filippo Turetta per il femminicidio di Giulia Cecchettin, il padre della giovane ha incontrato a Roma il ministro all'istruzione Valditara, ha stilato un protocollo per la lotta alla violenza di genere a partire dalle scuole. Abbiamo un obiettivo comune che è quello di combattere la violenza contro le donne. E da questo punto di vista ci interessa lavorare concretamente, seriamente. Il tema è troppo importante perché possa essere oggetto di strumentalizzazioni di qualsiasi genere. Il giorno dopo la condanna all'ergastolo di Filippo Turetta, l'incontro a Roma tra il papà di Giulia, Gino Cecchettin, ed il ministro Giuseppe Valditara, un faccia a faccia di circa un'ora per unire le forze e lavorare insieme per combattere la violenza di genere. Un obiettivo importante che silenzia la polemica scoppiata il giorno della presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin, quando il ministro all'istruzione aveva accostato i femminicidi all'immigrazione. Ora è il momento di mettersi al lavoro per individuare le azioni comuni. Papà Gino
ringrazia Valditara per l'opportunità e perché ha diffuso nelle scuole l'orazione funebre che aveva scritto per l'addio a Giulia. Oggi ci siamo trovati per parlare di un problema sociale esistente, dai femminicidi alla violenza delle donne e al rispetto reciproco tra i sessi. Lavoreremo su questo, abbiamo stilato un protocollo, un'agenda da portare avanti e assieme alla Fondazione Giulia e al Ministero inizieremo a lavorare su questi punti per portarli poi tra i giovani e in tutte le scuole. Un protocollo che prevede tutta una serie di azioni rivolte in particolare ai giovani ma anche agli insegnanti all'interno del percorso di educazione civica. Che prevede per la prima volta l'educazione al rispetto e l'educazione al rispetto nei confronti delle donne, la raccolta di buone pratiche perché possano essere di ausilio anche all'interno delle scuole, l'utilizzo del peer tutoring e quindi delle testimonianze dei giovani che li veda anche protagonisti, incontri con i giovani, il monitoraggio dei risultati raggiunti, perché è importante anche capire come questo percorso potrà essere migliorato nel suo divenire. E all'indomani della condanna all'ergastolo di Filippo Turetta, le reazioni nel paese di Giulia. È un sentimento che di fatto di poco è cambiato, c'era del dolore, permane attualmente ancora del forte dolore e questo a distanza di un anno lo avvertiamo ancora. Sono tutte occasioni con cui si torna a riflettere sulla circostanza che ha colpito tutti. Il fiocco rosso che ricorda tutte le donne vittime di violenza rimane attaccato qui nel cancello del comune di Vigonovo, dove per mesi è stata anche attaccata la foto di Giulia Cecchettini in altalena, una foto che è diventata simbolo della lotta contro la violenza di genere. Oggi, all'indomani della sentenza all'ergastolo per Filippo Turetta, il suo assassino, quello che rimane qui in questo comune dove la ragazza viveva è soltanto il dolore. In paese tutti sono d'accordo con il massimo della pena stabilito per il 22enne Turetta. È stata fatta giustizia, non porterà indietro Giulia sicuramente, però è una pena severa. Speriamo che sia anche di esempio nel futuro, che non succeda mai più una cosa del genere. Beh, mica varia da anche di più. Ecco, di più avrei dato perché alla fine era stato premeditato. L'ergastolo secondo me l'hanno preso i genitori di Filippo, nel senso che per tutta la vita gli rimarrà un rimorso, un qualcosa di tremendo. Voglio dire, in questo senso l'ergastolo può essere giusto per il fattaccio che è successo, perché chiaramente di meno non si poteva fare, però cosa risolve? Fatto benissimo, doveva dargli anche quello che accava. Dovevano contestargli anche l'aggravante della crudeltà? Certo, perché è un ragazzo senza cervello per me. Meritava di più. È il bello che l'hanno uccisa vicino a casa nostra, neanche un chilometro. È giusto secondo me. Alla fine era premeditato l'omicidio, anche se non voleva farlo, magari quel giorno là era comunque premeditava di farlo. Secondo me è giusto che l'abbia dato, che abbia preso l'ergastolo. La condanna all'ergastolo per Filippo Turetta non vuol dire fine pena mai. Secondo la legge, in caso di comportamento esemplare, dopo 10 anni, ma uno è già stato scontato, quindi sono 9, gli potranno venire accordati dei permessi per frequentare percorsi formativi professionalizzanti all'interno e all'esterno del carcere. A Torreglia la famiglia del giovane è chiusa nel silenzio e il sindaco del piccolo comune dei Colli Euganei commenta così la sentenza. La giustizia ha fatto il suo corso, condivido appieno le parole del papà di Giulia. Alla fine da questo esito nessuno, voglio dire, ne esce vincente. La comunità di Torreglia però ha una famiglia, che è la famiglia Turetta, al quale cercherà in qualche modo insomma di stargli vicino. È una famiglia che in questo momento vive una grande ferita, una grande solitudine.
Droga che arrivava dalla Spagna in pacchi postali, aiuti ad un boss pugliese, maxi operazione interforze tra Puglia, Sardegna e Veneto. L'elicottero delle forze dell'ordine monitorava a Venezia la terraferma già molte ore prima dell'alba di stamani a caccia della cosiddetta cellula criminale veneziana composta da 2 mestierini, un pugliese residente in centro storico, facente capo al clan mafioso foggiano del boss Marco Raduano, che a febbraio 2023 lo aveva aiutato ad evadere dal carcere di massima sicurezza, favorendone la latitanza fino all'arresto avvenuto lo scorso febbraio. Abbiamo svolto 6 perquisizioni e poi ci sono stati 3 arresti. Siamo riusciti a ricostruire attraverso vari dettagli, appunto come stavo dicendo, con un'indagine altamente specializzata e tecnica, a mettere in collegamento questi soggetti con il latitante, con l'evaso e il latitante Marco Raduano. I 3 stanati arrestati si trovano ora in carcere a Venezia, fanno parte delle 14 persone tratte in arresto tra Puglia, Sardegna e Veneto. Le 3 persone tratte in arresto qui a Venezia, nei confronti di questi 3 soggetti sono stati raccolti degli indizi di colpevolezza, limitatamente però al loro ruolo sull'agevolazione della fuga e della latitanza. Trattandosi di un boss della mafia garganica, è stata contestata anche l'aggravante del 416 bis numero 1, e cioè l'agevolazione mafiosa. La raffica di arresti nel corso della maxi operazione diretta dalla DDA di Cagliari e Bari e coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che ha portato alla luce anche un vasto traffico di droga con il sequestro complessivo di oltre 12 kg di sostanza stupefacente. Dalla Spagna arrivava in Italia con i pacchi postali. Una parte di questa veniva smerciata pure a Mestre, nell'area di Via Piave. Così da un altro filone investigativo, quello dei carabinieri, indagini ancora in corso. Amministrative 2023 continua a far discutere l'inchiesta della Procura di Vicenza sulle presunte irregolarità sulle firme raccolte dalle liste che hanno partecipato al voto, tra gli indagati anche attuali ed ex assessori. Una bomba giudiziaria è quella che si è abbattuta nelle ultime ore sulle elezioni amministrative di Vicenza targate 2023. La maxi inchiesta della Procura della Repubblica di Vicenza punta a verificare presunte irregolarità sia sulle modalità con cui le liste per poter partecipare al voto hanno raccolto le firme, sia sulla loro autenticità. Per questo è stato incaricato un esperto grafologo. Ci sarebbe stato un blitz delle fiamme gialle negli uffici comunali e a quanto pare sarebbero state ascoltate decine di persone. Le contestazioni, tutte da dimostrare, coinvolgono liste elettorali sia di centrodestra che di centrosinistra che si sono presentate alle ultime elezioni. 16 gli indagati a cui è stata notificata la chiusura delle indagini preliminari. Tra questi i nomi più altisonanti che girano sarebbero il capo di gabinetto del Comune di Vicenza, Sandro Pupillo, il vice sindaco Isabella Sala del Partito Democratico, l'ex assessore alla protezione civile di Fratelli d'Italia, Mattia Ierardi, l'attuale assessore all'innovazione e alle politiche giovanili, Leonardo Nicolai, Raffaele Colombara, attuale consigliere comunale della lista per una grande Vicenza, e altri, alcuni dei quali oggi senza più incarichi politici, di quasi tutte le liste elettorali che si sono presentate alle ultime elezioni amministrative. Adesso toccherà a loro far valere le proprie ragioni. Oggi intanto bocche cucite. Da noi contattati gli indagati hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. Ci si domanda ora se possano esserci ricadute sulle liste che compongono l'attuale Consiglio Comunale. Se così fosse, sarà un vero e proprio terremoto politico. E a intervenire sulla vicenda oggi è il sindaco della città di Vicenza, Giacomo Possamai. Chiaramente la magistratura fa il suo percorso, il suo approfondimento. Io sono certissimo della buona fede di queste persone e anche che ci sarà la possibilità di chiarire tutto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quando si saprà e si conosceranno bene gli elementi, le carte. Il sindaco Giacomo Possamai commenta così la maxi inchiesta della Procura della Repubblica di Vicenza sulle presunte irregolarità riguardo alle firme raccolte per consentire ad alcune liste di partecipare alle amministrative di Vicenza nel 2023. I 16 indagati appartengono a quasi tutte le forze politiche che si sono confrontate nella sfida elettorale, dal centro-sinistra al centrodestra.
Conosco bene molte delle persone coinvolte, sia di maggioranza che di opposizione. Quelle che conosco sono assolutamente persone per bene. È successo tante volte anche in passato che ci siano state inchieste di questo tipo. Se a Vicenza non ci sono mai state inchieste di questo tipo, in Italia è già accaduto. Si ricordano le elezioni regionali del 2010 in Piemonte, dichiarate nulle dal TAR per la presenza, nella sfida elettorale, di una lista a cui era stata contestata la regolarità delle firme presentate. In tutt'altro contesto, a Vicenza, la domanda che gira è se questa inchiesta, che comunque coinvolge non una sola lista ma diverse, sia di centrosinistra che di centrodestra, possa in qualche modo, nelle ipotesi peggiori, portare alla decadenza della Giunta e del Consiglio Comunale. Chiaramente non ho né gli elementi né la competenza per giudicare, devo dire che dalla prima impressione è un caso totalmente diverso rispetto a quello piemontese, però ripeto, chiaramente spetterà alla magistratura, agli inquirenti e poi chiaramente a chi dovrà occuparsi della questione chiarire fino in fondo che sono due temi molto diversi. Ed ancora politica, boom ieri sera per il sondaggio di Ring, nel quale vi avevamo chiesto se si debba prorogare il mandato del governatore Luca Zaia fino a marzo del 2026. Ebbene, l'85,5% delle oltre 10.000 chiamate arrivate ha risposto per il sì, fermo al no invece il 14,5% dei telespettatori che hanno chiamato. E sentiamo quindi il botta e risposta dalla trasmissione Ring di ieri sera tra l'assessore regionale leghista Roberto Marcato e l'ex Carroccio, ora Forza Italia, Fabrizio Boron. Io sono stato il primo a dire che per quanto mi riguarda dopo Zaia ci deve essere un leghista. Se così non dovesse essere, io ho già la ricetta che è questa idea del tridente attacco, lista Zaia, un capolista Zaia, lista Lega, lista amministratori con un candidato o una candidata quindi non leghista. Insieme agli altri. Cioè o si fa come vogliamo noi o ci sarà dopo Zaia uno della Lega oppure andiamo per conto nostro. Ma amico, oggi c'è un leghista al governo della regione e dire domani ci sarà un altro leghista sarebbe come dire il Veneto è di proprietà nostra. Io non è che mi meraviglio se si siedono su un tavolo, non a Roma, a Milano, va bene? A Milano. Se si siedono su un tavolo a Milano e decidono, non mi meraviglio perché è successo così anche nel 2010. Ma scusa, Boron, se tu parli ho usato il tuo avatar, perché cioè, quelle cose che dico io le dicevi tu, cioè adesso guarda, sei Boron o sei il tuo avatar? Perché dici cose che... Guarda Roberto, dicevi quelle stesse cose che ho detto io tu fino a 4 minuti fa. Guarda Roberto, che se tu quello che hai detto, che ti saresti stracciato le vesti e chiameresti la rivolta se Roma decide, dovresti averlo fatto quando hanno deciso a Roma di candidare il sindaco di Padova che il territorio non voleva. Quindi siccome la coerenza ha un senso, mi penso di averlo detto in tutti i saggi, no? La coerenza ha un senso, no? Sì, sono l'avatar di me stesso che parlo parlo, hai capito? Ecco, come tu sei l'avatar di te stesso quando ti comoda di esserlo. È bufera Cortina d'Ampezzo sull'introduzione del numero chiuso di accessi durante l'evento olimpico 2026. Il sindaco Lorenzi smentisce la notizia ma non nega che saranno introdotte alcune limitazioni. Sentiamo. Dire che Cortina verrà completamente chiusa assolutamente no. L'Olimpiade comporta, come abbiamo visto a Parigi, la preclusione eventualmente di aree, soprattutto dal punto di vista logistico della gestione della location di gara e quindi di conseguenza su quello stiamo analizzando la situazione, ecco, però assolutamente non sarà Cortina a numero chiuso. Rassicura con i toni della smentita il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi, ribattendo alle voci insistenti riguardo l'istituzione di un numero chiuso di accessi alla Perla delle Dolomiti durante le Olimpiadi, notizia che ha immediatamente allarmato commercianti ed albergatori del Lampezzano. L'amministrazione è all'opera assieme a prefettura e forze dell'ordine nella stesura del piano di sicurezza per la gestione dei flussi durante l'evento e in particolare nella definizione delle aree maggiormente critiche per la
tutela di atleti e visitatori. In queste aree, spiega Lorenzi, sarà necessario un pass per l'accesso. I residenti potranno tranquillamente venire a Cortina, quelli che hanno la seconda casa potranno venire tranquillamente a Cortina, quindi di conseguenza non c'è nessuna limitazione da quel punto di vista là. È logico che a fronte di un complesso sistema di sicurezza ci saranno delle preclusioni o comunque delle zone che non saranno accessibili, perché comunque ci vorrà un pass e una certa, però queste sono zone che particolarmente coinvolgeranno quelle che sono le zone di gara, non tutto il paese. Certo è che sarà difficile prevedere l'accesso in paese ai non addetti ai lavori, visto che al netto delle esigenze del personale e delle forze dell'ordine non rimarrà molto spazio per i turisti dell'ultimo minuto. Una questione evidentemente delicata e il Primo Cittadino non esclude che possano essere introdotte alcune limitazioni. Stiamo aspettando che gli alberghi si esprimano su quello che è stata la richiesta da parte di Mico delle Camere, poi stiamo aspettando anche la risposta degli alberghi per quanto riguarda le forze dell'ordine. Se questo avverrà, io immagino che comunque dal punto di vista del comparto alberghiero, extra-alberghiero, già la situazione sarà fondamentalmente coperta. E quindi anche il turista, forse se non è direttamente collegato alle Olimpiadi, non farà fatica a trovare posti per dormire. Però per quanto riguarda le zone non coinvolte potranno essere sicuramente con delle limitazioni, però usate. Ed era l'ultimo servizio per questa edizione, grazie per essere stati con noi. La sigla subito dopo le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.